la partita nel frattempo è iniziata e mi pare subito di poter dire che il Cittanova sta giocando col 4-4-2. Esatto, Angelo, è perfettamente come l'avevamo disegnata noi. Condomiti è proprio sulla linea dei tre difensori, insieme fa il quarto a destra, e quindi Alfano e Figini sono i due difensori centrali, Ficarra fa l'esterno basso a sinistra, Aprile e Boscaglia i due centrocampisti centrali, Rugnetta a destra e a sinistra, Crucitti dietro Giannaula. Hanno messo il capitano nella corsia esterna della linea difensiva proprio perché Rugnetta è il giocatore che ha una maggiore verve offensiva. Ci chiedevamo se Rugnetta potesse essere in grado di poter gestire la fascia della corsia. Rugnetta nel frattempo raccoglie il suo primo pallone, va subito sulla sua traiettoria. Condomiti, capitano di questa squadra, l'appoggio corto all'interno del metacampo, Boscaglia, poi c'è un fallo commesso ai danni dei giocatori del Catania. De Luca si rialza, nulla di particolarmente serio. L'ingresso di De Luca con la bimba è stato fantastico e mi è parso che in una giornata di sole e di festa c'è anche comunque un infortunato tra i giocatori della Cittanova Calcio. Chissà se si è accorto di qualcosa Marco Carli a bordo campo. Gioco fermo. C'è il giocatore centrale difensivo della squadra del Cittanova che ha subito un colpo nell'azione precedente. Lo vedete proprio Crucitti, perdonami, lo vedete proprio nell'azione precedente, ha subito un colpo dietro la nuca. Infatti in questo momento lo stanno un po' medicando per capire un po' se può riprendere la partita. Al 37esimo minuto, nel frattempo, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori che ci stanno seguendo da tutte le parti d'Italia e del mondo, il Paternò, siamo al 37esimo minuto contro il Locri. All'Ocri sta pareggiando 0-0, lo diciamo anche perché destini incrociati di queste due formazioni, e cioè la Cittanova Calcio che gravita nella stessa posizione in classifica del Paternò, il Locri a quota 17, se dovesse venire fuori un pareggio e il Catania ovviamente dovesse riuscire nella vittoria di questa partita, si accorcerebbero i tempi per quella che potrebbe essere la promozione matematica. Mentre attenzione, c'è subito un inserimento all'interno dell'area di rigore, si era fatto vedere sul versante di sinistra Castellini, subito la copertura di Condomiti che è andato a chiudere a protezione di Bruno che rimette il pallone in gioco, lo fa sbagliato, Vitale lo intercetta di testa, è più un gesto distinto più che un servizio per De Luca, che ovviamente non si aspettava un rinvio così piatto. Si riparte da Boscaglia, movimento e attenzione, pasticcia per un attimo Bruno e poi prova Rizzo con il portiere fuori dai pali. Sarebbe servito il sinistro di Cicciolodi. Di Cicciolodia, ma Rizzo, di Rizzo. Lui ha la botta sicuramente più forte e più violenta, si è fatto giustamente ingolosire dalla mezza defiance di Bruno e a quel punto pallone che comunque si è perso alto e distante attraverso la porta dell'estremo difensore del Cittanova Calcio. Centrocampo, Rao che prova ad involarsi sul settore di sinistra, viene subito chiuso, poi Aprile all'indietro, la giocata per Crucitti, nello spazio si fanno vedere i due più avanzati, e cioè Rao e Crucitti al limite dell'area di rigore. Rapisarda mette un punto esclamativo su tutto, palla fuori, rimessa con le mani, si riparte ancora da Crucitti, poi Rapisarda spedisce lontano, Sarao si trova all'interno della metacampo rossazzurro, protegge il pallone Somma e ancora primo piano per Rizzo, autore, chiamiamolo così, del primo tiro indirizzato verso la porta della Cittanova. Con calma Somma poi per Rapisarda, ed è una partita che ovviamente il
Cittanova Calcio sta cercando di gestire nei tempi, anche se è iniziata soltanto da 5 minuti, smorzando probabilmente quelle che possono essere le accelerazioni del Catania. Bravo Angelo, hai sicuramente detto bene. Rispetto a tutte le altre gare o alla maggior parte delle gare che abbiamo visto qui al Massimino nei primi minuti, dove le altre squadre andavano a pressare molto alto il Catania, il Cittanova si tira molto indietro e inizia la sua pressione dalla tre quarti in su. Li aspetta bassi, cercando ovviamente poi di trovare lo slot quantomeno per alleggerire la pressione in mezzo al campo. L'arbitro nel frattempo ha fermato il gioco, siamo giunti al quinto minuto dall'inizio di questa partita, il risultato è di 0-0. Sembra che non abbia intenzione ad accelerare il Catania, sono ancora fasi di studio e probabilmente anche fasi di assestamento tattico, anche perché la Cittanova Calcio aveva giocato nei precedenti incontri con una linea di centrali della linea difensiva a 3 e probabilmente adesso questa geometria diversa con Condomitti andato a collocare sulla fascia difensiva di destra ovviamente comporta qualche piccola rettifica da parte della Catania. Francesco Lodi, vitale, poi c'è un fallo su Lodi, l'ho commesso Aprile, l'arbitro non se ne accorge, Rizzo stavolta lì in mezzo al campo ne commette uno, redarguito verbalmente. Anche perché non ha usato lo stesso metro, sì. Ci poteva essere poco fa fallo su Lodi, in questo caso non ci sta neanche il fallo su Aprile. Lodi si era fermato, tanto è vero, per parlare con il direttore di gara. L'intervento di Rizzo è stato praticamente quasi a consolidare quello che era ormai l'indirizzo al direttore di gara, che si è subito smentito fischiando invece il calcio di punizione a favore della Cittanova Calcio. Devo dire che a me piace quando l'arbitro lascia correre, lascia giocare questi mezzi falli, quindi non avevo discusso il primo intervento, non fischiato, ma adesso ci stava pure non fischiare il fallo sulla cittanovese. 7 minuti, risultato di 0-0, finora i due portieri totalmente inoperosi, squadre che si sono confrontate in un fazzoletto di 35 metri di campo. Sarau viene superato dal pallone all'indietro, Figini per Bruno, deve giocarla con i piedi, attenzione perché abbiamo visto che non è il massimo neanche nei rinvii, stavolta va a cercare invece il movimento di Rao, che viene comunque superato, pallone che spiova all'interno del rigore con Sarao che le indirizza di testa, nessuno va invece a coprire sul palo più esterno a sinistra, era in leggero ritardo Vitale in quella posizione, De Luca era in una posizione più centrale, ma è stato buono finora l'avanzata di Forchignone sull'auto di destra del campo, lo spiovente per la testa di Sarao e poi Catania che comunque continua nel possesso palla. Rizzo alza il campanile, poi Sarao ancora una volta, De Luca, l'arbitro ferma il gioco per comandare il calcio di punizione, vorrebbero il cartellino giallo i giocatori della Cittanova. Figini è rimasto dolorante per terra ma l'arbitro non se la sente. Francesco Lodi parla con l'arbitro, gli fa vedere che il capitano e i due si stanno confrontando anche per comprendere l'entità del danno procurato al difensore centrale della formazione di casa. Qualche intemperanza lì in mezzo al campo. Marco, qual è la tua sensazione? Qualche intemperanza è vero, ma insomma falli fondamentalmente di gioco, secondo me non cattivi, anche nella circostanza che hai raccontato poco fa tu con Sarao, che è cercato molto dai giocatori del Catania, invitati proprio a cercare la torre lì davanti rossazzurra, anche con lanci magari dalle retrovie. Per quanto riguarda Fanello, ti dico che si è subito confrontato con il suo portiere dopo l'azione precedente in cui era arrivato al tiro Rizzo, dicendogli di stare calmo, di essere tranquillo. Qui c'è un altro fallo intanto proprio di Rizzo giallo, che viene ammonito, e poi diceva ai suoi: andate un pochettino a pressare quando il Catania parte dal basso. Non l'hanno fatto, hanno ascoltato ma non l'hanno proprio fatto i giocatori del Cittanova nelle occasioni in cui si sono presentate. E l'aveva promessa Rizzo il cartellino giallo dopo il primo fallo
lì in mezzo al campo. Era stata quasi una vendetta nei confronti del fallo ricevuto dal capitano Francesco Lodi. Al secondo fallo, direttore di gara ha estratto il primo cartellino giallo, il signor Marco Di Loreto di Terni, indirizzato al vice capitano rossazzurro Giuseppe Rizzo. Batte il calcio di punizione Boscaglia, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, poi Somma, parte il Catania, lo fa ancora con il numero 18 della formazione rossazzurra. Ci sarà ovviamente un duello lì in mezzo al campo tra Aprile e Rizzo, è uno dei leitmotiv di questa partita. Rapisarda non trova la possibilità di allungare la falcata, preferisce mettere il pallone in sicurezza. La rimessa con le mani a favore della squadra allenata da Danilo Fanello, che finora sostanzialmente ha fatto trascorrere in maniera tranquilla i primi 10 minuti di questa partita. Fuori Alfano, poi ancora Catania, che deve quindi riprendere le operazioni di gioco guadagnando 25 metri rispetto alla linea mediana del campo. Lo fa con Rapisarda, si fa vedere Rizzo, preferisce invece il pallone all'indirizzo di Forchignone, capisce tutto quanto Ficarra che va a chiudere sul punto di passaggio, poi Crucitti come al solito movimenta la manovra offensiva della formazione di Cadi. Ospite, attenzione perché Lodi è chiamato a rincorrere dal limite dell'area di rigore, scocca il tiro Rao ed è il primo tiro in porta della cittanovese. Ci siamo fatti praticamente trascinare all'interno della nostra metà campo per oltre 25 metri. La lunga rincorsa di Rao, il pallone giocato con il sinistro, non indirizzato in maniera perfetta e neanche eccessivamente violento, però questa è stata la prima sbavatura del centrocampo del Catania. Rao è un ragazzo molto interessante, un 2003 mancino, che sta facendo abbastanza bene in questa prima parte della partita. Ci può mettere in difficoltà su quella fascia, quindi deve stare attento lì Rapisarda a contenerlo bene. E oltretutto non solo Rapisarda, ma si gravita sempre sulle parti di un centrocampo dove probabilmente l'ammonizione di Rizzo, così subito in apertura a bocce ferme, potrebbe un po' mettere il freno a mano al vice capitano della Catania. Somma con autorevolezza dalle parti di Rapisarda, si fa vedere Forchignone che provava ad incunearsi all'interno dell'area di rigore. Ancora una volta Rapisarda con la botta con il sinistro chiede un tocco di mani all'interno dell'area di rigore. L'arbitro lascia correre a distanza ravvicinata e il pallone, che secondo l'arbitro non ha invece impattato con la mano dell'avversario. Ancora una volta Sammo, ancora una volta Rapisarda, il controllo con il destro, poi lo schiamento all'interno dell'area con Sarao, la girata di testa, il pallone che viene indirizzato nei pressi dello specchio della porta. Su di lui comunque Figini stava facendo buona guardia, guardate il traversone, poi Sarao, Figini lo sposta leggermente con il corpo e non permette quindi Sarao la torsione completa, palla che si perde comunque fuori. Castellini vince il confronto con Crucitti, in servizio Lodi, l'apertura ancora una volta per Rapisarda, si parte da Rizzo, poi si fa vedere Forchignone, il controllo con il sinistro, l'appoggio col destro, Rapisarda ancora una volta con il piede non mancino, Rizzo all'interno dell'area di rigore, il pallone che spiove, il controllo poi di Boscaglia che allontana definitivamente dal numero 4 all'altro, quello rosso-azzurro della Catania, con Somma, pallone che ancora rimane all'interno del rettangolo di gioco, lo scambio con Rizzo, ci prova ancora una volta Rizzo, non era un cross, non era un tiro, non era praticamente granché, applaude comunque all'indirizzo delle compagne di squadra che aveva seguito l'azione. Finora abbiamo corso tanto sulla corsia di destra, non abbiamo invece innescato finora De Luca. Sì, è stato poco servito in questo momento, la catena di destra come al solito vive delle accelerazioni di Rapisarda, siamo arrivati più volte al cross sia con Rapisarda che con Rizzo. Vitale, cerchio di centrocampo, l'arbitro lascia correre sul primo fallo, non altrettanto sul fallo subito da Sarao, che comunque si è rialzato. Aprile va a parlare con il direttore di gara, lamenta probabilmente una differenza di trattamento
tra un fallo e l'altro, ma questo avevano fatto prima i giocatori della Catania. Sul punto di battuta c'è Francesco Lodi, ci sono 10 undicesimi alla formazione rossazzurra, tutti schierati davanti alla linea del pallone, solo Lodi e solo Peters rimane a presidio, quest'ultimo della metacampo rossazzurra. Rizzo, pallone che su uno schema va a cercare il movimento prima di incursione largo a sinistra, si ferma però De Luca perché non poteva arrivarci, palla troppo lunga, troppo profonda. Si gioca in una giornata che finora a Catania ha regalato circa 21 gradi di temperatura e mi pare che comunque le condizioni del terreno di gioco siano sicuramente buone. Centrocampo ancora una volta, attenzione, stavolta il fallo lo commette Lodi, si avvicina all'avversario con animo di verificare cosa è accaduto. Si è rialzato però nel frattempo Aprile e lì ovviamente mi sembra che Carlo possiamo individuare i duelli più importanti, ovviamente con Crucitti che è il portatore di idee, con Aprile che invece è quello che lì in mezzo al campo prova a cercarle tutte e soprattutto non solo a bloccare ma a riproporre azione offensiva. Proprio queste le caratteristiche di Gianluca, un ragazzo che da tantissimi anni fa questa categoria, ragazzo proprio di categoria, che sa far bene ripartire l'azione ma soprattutto sa dare tanta sostanza e legna in mezzo al campo. È vitale che con un pizzico di sufficienza blocca il pallone, attenzione perché con Domitti si porta a spasso la sfera, servizio sul settore di sinistra, attenzione l'inserimento all'interno dell'area di rigore, Rapisarda non commette nessun fallo all'indirizzo di Giannaula che nel frattempo si è rialzato, non ci sono neanche le proteste del caso. Guardate come Rapisarda si interessi esclusivamente del pallone, non altrettanto dell'avversario con la maglia numero 9, neanche proteste in questo caso. Castellini, ancora Rizzo, gioca in una posizione più arretrata Rizzo proprio a volere contenere anche le incursioni dei centrocampisti e fare probabilmente un primo argine su una linea difensiva dove invece si è centrato per qualche istante Rapisarda. Adesso torna nuovamente sulla corsia di destra, si era allargato Forchignone, Lodi, posizione di regista arretrato, il taglio per Forchignone che avanza, palla al piede, il numero 11, poi lo slot con De Luca, Rizzo, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, ancora una volta parla che torna nuovamente tra i calzettoni neri della formazione rossa-azzurra. Rapisarda, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, Sarao vorrebbe la concessione di un calcio di rigore che il direttore di gara non concede, lo rivedremo tra qualche istante. Sulla Moviola è la seconda circostanza in cui la Catania rivendica per la mancata concessione di un calcio di rigore. Guardate lo spiovente, questo è proprio il momento della caduta da parte di Sarao, ma non mi sembra, non c'era niente, Angelo. No, non mi sembra che ci siano gli estremi per un contatto. Giusta la chiamata del direttore di gara mentre si fa sportellate ancora una volta con Figini. Sarao costretto ad abbandonare la presa del pallone, De Luca sbaglia, gira praticamente senza guardare, c'è una griglia di avversari mentre Giannaula cade all'interno della propria metà campo. L'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione, il fallo è stato commesso ai danni di Francesco Lodi, lo batte il capitano della difesa del Catania, che è Lorenzini, capitano con la maglia numero 10. Invece Francesco Lodi era stato lui la vittima del fallo. Rapisarda sul settore di destra del campo, pallone che spiove e poi Sarao di testa, la mirizza, c'è Bruno che compie un mezzo miracolo, bravi e entrambi, praticamente gli toglie il piacere del gol, ma Sarao sta ritrovando finalmente anche i movimenti dell'attaccante puro. Bruno se n'è andato a trovare, era piazzato sul suo palo, bravissimo Sarao nella girata, bravo anche Bruno.
Esatto, Sarao deve proprio far questo, è quello che ci aspettiamo da lui, prendere posizione col fisico che ha, non lo possono contrastare, è stato molto bravo sul cross a farsi trovare pronto, bravissimo anche Bruno a rispondere. Botta e risposta tra attacco e difesa, mentre come al solito a centrocampo, attenzione, il movimento di Aprile, poi la girata di Giannaula, tiro sporco che arriva comunque tra le braccia di Betters, non ha difficoltà, ma attenzione ancora una volta, il Cittanova non è uno sparring partner, ce ne eravamo accorti nella partita di andata, fu la prima squadra a fermare il Catania, così come sicuramente ricorda Marco Carli che era con me in quel di Cittanova. Marco. Esatto, sì, ricordiamo bene. Intanto il Cittanova prova a ripartire e ti dico che una sfida chiave, almeno per quanto riguarda il Catania, a seconda di ciò che sentiamo noi qui dalla panchina, vicino alla panchina, è la sfida fra De Luca e Condomitti. Ricordiamo che Condomitti è un giocatore che nasce centrocampista, centrale, fra parentesi, che però Fanello ha spesso utilizzato da difensore. A De Luca cosa viene chiesto? Di svariare, di accentrarsi, di andare più vicino a Sarao per fare in modo che Vitale possa inserirsi lì sulla sinistra. È stata una richiesta fatta 2 o 3 volte a De Luca e qualche volta lo vedete anche in questo momento De Luca che staziona proprio nella parte centrale con Castellini che si allarga. Anche perché grazie ovviamente preziosi le indicazioni che ci arrivano da bordo campo, anche perché De Luca la deve vedersela tra 2 corazzieri, perché Condomitti ha i suoi centimetri e anche Figini sono i 2 probabilmente più alti della linea difensiva del Cittanova. De Luca ha bisogno di altri palloni sicuramente più bassi, può sfruttare meglio quelle che sono le capacità naturali del suo scatto e della sua corsa. Ovviamente sui palloni alti avranno sicuramente la meglio sia Figini che lo stesso Condomitti, tant'è vero che De Luca prova proprio a girare a largo rispetto alla posizione del numero 2 della formazione ospite centrocampo. La partita importante di Crucitti, ovviamente tutti ci tengono a fare un bel figurone qui allo stadio Massimino e finora il Cittanova ha ovviamente resistito. Di minuti ne sono trascorsi 22 dall'inizio di questa partita, il risultato è fermo sullo 0-0, così come è fermo sullo 0-0 alla finale dei primi 45 minuti è il risultato tra il Locri e il Paternò, il che potrebbe ovviamente lasciarci immaginare una partita altrettanto combattuta, con un Locri che ovviamente vuole mantenere immutata la distanza dal Catania di 17 punti, ma il Paternò che invece vuole provare a sganciarsi rispetto alla cittanovese, che ricordiamo è in condominio in questi bassi fondi della classifica proprio con il Paternò. Rizzo si va a vedere Forchignone, avanza, palla al piede Forchignone, siamo all'altezza del limite dell'area di rigore, pallone che spiove tra 2 avversari, arriva poi, non riesce, arriva Aprile ma non ci arriva De Luca, che non ha avuto probabilmente l'ardire di cercarsi la girata diretta. C'è un fallo, era stato superato Lorenzini, l'arbitro si è accorto di tutto, ha comandato il calcio di punizione a favore del Catania. Subito battuto Francesco Lodi, cerchio di centrocampo, testa alta per il capitano De Luca, lo scambio sul corto con Sarao in anticipo sull'attaccante del Catania. Arriva Castellini, si lotta con Boscaglia lì in mezzo al campo, Castellini tra 2 avversari, alla peggio poi lo scambio con il numero 4 della formazione ospite, Boscaglia, l'apertura sul settore di sinistra, Lodi mette il pallone in sicurezza e fa praticamente, consente alla Cittanova di battere il primo calcio d'angolo della partita. Lo batte il Cittanova. Da notare insomma questo errore di superficialità di Castellini, sì, e soprattutto il recupero di Lodi che si è messo subito nella posizione lasciata sguarnita. Ciccio sta in una condizione psicofisica eccellente. Scelta di Lodi di mettere il pallone, chiamiamolo così, in sicurezza, evitando di lasciare la sfera in preda
alla possibilità avversaria di andare al tiro a rete. Il calcio d'angolo, Somma allontana ancora Francesco Lodi, preziosissimo il rinvio, prova a rimettere le cose in chiaro con Dometti sulla settore di sinistra. Rapisarda non aspetta che il pallone vada oltre la linea dell'out, preferisce mantenerlo in gioco, tant'è vero che rimane da solo Rizzo, l'unico ammonito finora di questa partita, iniziata con qualche nervosismo nei primi minuti di partita. Ne ha fatto le spese il vice capitano della formazione rossazzurra. Adesso l'apertura per De Luca, siamo sulla tre quarti, lo scambio con Castellini tra due avversari in anticipo. Vitale viene marcato strettissimo, il numero 24 della squadra etnea. Ancora Rizzo chiamato invece a portar legna lì in mezzo al campo. Lodi un po' a rifinire, Forchignone, lo scambio con Vitale all'interno dell'area di rigore, chiamata fuori però il pallone, perfezionato poi oltre la linea dell'out dall'intervento di Figini. Rimessa con le mani, batte Lodi, rimessa con le mani, poi dritto per dritto, rischia qualcosa il Catania con Rizzo d'autorevolezza, il numero 18 della formazione rossazzurra, ma vanno sempre in anticipo quelli del Cittanova, che stanno giocando una partita importante. Attenzione, numero 8 Aprile, come al solito abbiamo parlato di duelli importanti, ma ce n'è uno che le vince tutti quanti all'interno della nostra area di rigore ed è Filippo Lorenzini. Palla messa fuori, rimessa con le mani per il Cittanova, giocata adesso la sfera, rimpallo che favorisce il Catania. Rizzo, quanti palloni ha giocato Rizzo, fallo su di lui, l'arbitro non se ne accorge, anzi dice che proprio non c'è niente, ma la sensazione è che Rizzo abbia preso una bella botta proprio ad Aprile, che rimane comunque nella postazione del vice capitano. Non ci sono però proteste e neanche scintille né dall'una né dall'altra parte. Rivediamo quello che è accaduto, guardate, Rizzo, e qua sì, c'è il fallo, esatto, non se ne accorge completamente il direttore di gara. Lo stesso Aprile aveva detto di fermare così il gioco, come a volere chiedere all'arbitro di non estrarre il cartellino giallo. Chiamata non vista da Marco Di Loreto di Terni, che ha estratto un cartellino all'indirizzo proprio di Rizzo, ma che stavolta non ha visto l'evidenza di una fallo ai 6 danni. Vitale, su di lui una marcatura di Rugnetta che non lo molla, e quando Vitale prova ad accentrarsi trova invece Boscaglia pronto a chiudergli gli spazi. Rapisarda stavolta all'interno dell'area di rigore, lo spiovente Alfano lo mette direttamente fuori. Giocano sempre in anticipo sugli attaccanti della Catania, quelli della Cittanova. Catania che ha realizzato almeno 7-8 cross all'interno della rigore, hanno fruttato soltanto una girata di testa da parte di Sarao al 19° minuto. Finora però Bruno, al netto anche degli errori iniziali che avevano permesso al Catania con Rizzo di trovare largo libero per andare ad insaccare dalla distanza, errore però di misura nel tiro, al netto di questo soltanto un tiro in porta particolarmente significativo. Rao detreggiato, si fa vedere davanti Giannaula, chiude ogni velleità Lorenzini, girando dalle parti di Peters, ancora difensore centrale del Catania, si fa vedere Somma, cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime partite. Francesco Lodi. Rapisarda ormai si trova quasi costantemente nella linea dei centrocampisti avanzati, quasi un trequartista. Rapisarda, proprio perché Forchignone va a chiudere in una posizione più centrale, è un Catania diverso rispetto a quello che abbiamo visto in altre circostanze. Adesso Rapisarda sul possesso palla degli avversari ritorna nuovamente all'interno della propria metà campo, ma il Catania, quando è in possesso palla e quando spinge Rapisarda sulla tre quarti, si difende, diciamo, con Francesco Lodi che ritorna
in una posizione ancora più ritrata. Vitale, contatto con le mani, non è la migliore partita del numero 24 del Catania, con sufficienza in un paio di interventi. L'arbitro stavolta però, che non si era accorto del fallo su Rizzo, si avvede invece del contatto con il braccio da parte di Vitale. Ci stava anche questo, come quello in precedenza non fischiato. Diciamo che è una partita molto bloccata, visto anche l'atteggiamento molto prudente del Cittanova, che sta aspettando il Catania senza fare nessun tipo di pressione, ma giustamente hanno poca premura i giocatori della cittanovese. Crucitti, giocatore a tutto campo della formazione giallorossa, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore. Sarao va a fare il difensore aggiunto, ne esce fuori con maestria, poi il rimpallo che favorisce Francesco Lodi, l'apertura per Arrizzo all'interno dell'area di rigore, può inserirsi Forchignone, l'arbitro dice che non c'è fallo. Se Bruno è uscito con una scelta di tempo perfetta, ha fatto un altro intervento prodigioso, perché gli è arrivato Forchignone di gran carriera, 1 contro 1. Adesso la nostra regia, che ovviamente ringraziamo, questa sì, ce la dovrà fare nuovamente rivedere. Lunghissimo il lancio, la rincorsa di Forchignone all'interno dell'area di rigore e l'intervento prodigioso di Bruno, anche se la sensazione che abbiamo avuto che così prodigioso non fosse, ma vediamo. Forchignone salta e questo è calcio di rigore, no? Secondo me prende proprio la palla. Prende proprio la palla? Prende proprio la palla, anche perché non ci sono state delle proteste veementi. La riguardiamo per un giocatori. attimo, sì. Siamo coperti nel momento in cui arriva l'intervento di Bruno, ma sì, può prendere il pallone, mentre ci prova Sarao stavolta a mettere il punto esclamativo su questa partita. Sarao mi sembra particolarmente ispirato oggi. Sì, anche perché vedi che appena le squadre si spaccano sì, e ci sono più spazi, la maggiore qualità del Catania alla meglio, e ci sono state le prime 2 vere occasioni da rete, ecco. Abbiamo notato quindi questa alla mezz'ora esatta, con l'incursione di Forchignone, l'intervento da parte di Bruno, non era calcio di rigore. Chiamata giusta da parte del direttore di gara, altrettanto quella di Spagnolo di Lecce, che è il suo assistente, mentre attenzione De Luca all'interno dell'area di rigore. Stavolta Forchignone si lamenta ancora una volta, perché prima che il pallone transiti verso il numero 17, numero 11 viene steso all'interno dell'area di rigore. Attenzione, perché c'è che Crucitti ha pericolo, perché Rugnetta non se la fida. Tirare di prima intenzione è meglio così. E finalmente le squadre si sono un attimino esatto, allungate e si vede un po' di calcio più brillante, con occasioni da una parte e dall'altra. Forchignone non deve cadere nell'errore di voler a tutti i costi cercare il calcio di rigore, deve pensare invece a essere più bravo in fase realizzativa. Eh sì, 2 interventi dubbi all'interno dell'area di rigore. Il primo l'abbiamo potuto rivedere con l'intervento di Bruno, che è davvero prodigioso, l'altro qualche istante dopo, ma anche in questo caso proteste allarmate del numero 11 della Catania. Vitale rimane dolorante per terra, intervento. De Luca va a parlare con il direttore di gara. C'è sempre Aprile dalle parti dei giocatori rimasti contusi, e proprio Aprile rimane uno dei cardini del reparto mediano del campo. Non ci sono scintille, anzi c'è proprio Boscaglia che aspetta che Vitale si rialzi, e Vitale mima il gesto della gomitata ricevuta. Catania che deve probabilmente cambiare un po' i ritmi di questa partita. De Luca restituisce con cavalleria il pallone, Figini lo gira per Bruno, finora autore di un errore iniziale e di 2 interventi importanti. Il primo sulla girata di testa di Sarao, secondo sicuramente più complicato, più complesso. Ottima la scelta di tempo per l'intervento in uscita su Forchignone. Là si rischiava davvero calcio di rigore. Castellini, Lorenzini, Somma
si richiudono nuovamente in una interlinea di 25 metri le due formazioni. De Luca, lo scambio con Vitale, all'indietro per Lorenzini, si fa vedere Somma, si fa vedere anche Rizzo, come al solito Rapisarda va ad accentrarsi in uno schema che vede Forchignone più esterno nelle giocate che provengono dal centrocampo, ma Lorenzini di gran carriera avanza, stavolta prova l'inserimento centrale per De Luca, e mi pare però che possiamo dire che dopo 35 minuti l'idea di De Luca in quella posizione forse non è stata finora valorizzata alla squadra, o comunque è stata ben contenuta dalla Cittanova, che non ha permesso mai all'attaccante della Catania di fare la differenza. Abbiamo giocato molto su Sarao, pochissimo su De Luca. Sì, diciamo che è stata molto contenuta perché la cittanovese fa molta densità in quella zona del campo e ha messo Condomiti, che è un giocatore molto esperto, proprio alle calcagna di De Luca. Sarao va a fare sportellate, oggi una bella partita, la sua, pallone che spiove all'interno dell'area di rigore, in scivolata riescono anche con tocchi stilistici importanti a venirne fuori i giocatori della Cittanova. Crucitti, si fa vedere Giannaula, chiude tutto Castellini, riparte Lodi con Rapisarda, che però non si è avveduto del lancio, è tornato con qualche secondo di ritardo. Potrebbero esserci degli inserimenti per il Catania, si sta riscaldando Boccia, vorrei conferme da Marco Carli. Sì, è vero Angelo, si sta riscaldando Boccia, perché prima hanno valutato un po' quali erano le condizioni di Castellini, sembra sì, che la situazione sia sotto controllo, però Boccia sta continuando a riscaldarsi e probabilmente lo farà ancora, perché insomma vanno valutate continuamente le condizioni dell'altro giocatore del Catania. Ti dico invece su Fanello, sì, ad esempio, che tu ricordavi la partita d'andata, altro che. era molto talentolato, insomma, si è fatto vedere in panchina. Questa volta è abbastanza calmo, credo abbastanza anche soddisfatto. D'altro canto si diceva, intanto a te, attenzione perché c'è De Luca, pallone che spiove all'interno dell'area di rigore, non lo raccoglie Sarao, ancora una volta però il Catania che può andare allo spiovente in area, il di testa Castellini, la palla che viene alzata con la punta delle dita, c'era andato anche Vitale sulla traiettoria, ma è stato il numero 27 l'autore della girata di testa, con la possibilità quindi per il Catania di battere il primo calcio d'angolo di questa partita per quanto riguarda ovviamente la formazione rossazzurra, ma Lodi uno ne ha battuto invece il Cittanova Calcio. Siamo sulla bandierina di sinistra, Francesco Lodi, il movimento, siamo andati vicinissimi al gol con il colpo di testa di Castellini. Adesso poi sugli sviluppi del calcio d'angolo pasticciamo un attimo. Sarao e Rapisarda, i due praticamente si ostacolano vicendevolmente. Betters con i legni, con i piedi, con la possibilità però della Cittanova Calcio di rifiatare per qualche istante, presenza di pochi giocatori, di pochi spettatori per quanto riguarda ovviamente la fede della Cittanova Calcio, una striscione con scritto irriducibili. Di minuti ne sono trascorsi 38, quasi 39 dall'inizio di questa partita. Gioca adesso Condomitti, Lodi, Vitale che viene anticipato, attenzione ancora una volta, pericolo, non è la giornata di Vitale, probabilmente ha anche qualche piccolo acciacco fisico, mi è parso di capire, ma potrebbe essere una delle soluzioni che stanno valutando già dalla panchina del Catania, piuttosto che Castellini, probabilmente Vitale che ancora continua a toccarsi il ginocchio, ma dall'inizio di questa partita ovviamente Vitale non mi è parso particolarmente in grado di poterla gestire, e Marco Cardi adesso ci darà qualche indicazione. Secondo me sì, appunto è stato proprio nelle ultime azioni, e Vitale non sembra nelle condizioni di poter
gestire la situazione, tant'è vero che anche Groaz si sta riscaldando. Ora insomma andiamo a capire un pochettino che cosa deve succedere, anche perché bisogna capire le condizioni di Vitale, se il giocatore riuscirà almeno ad ultimare questo primo tempo. Insomma, 2 under del Catania, prima si è verificate le condizioni di Castellini, adesso quelle proprio del 24. Tutto bisogna capire se Baldassar, che l'altro 2004 è in grado di poter giocare questa partita, perché altrimenti dovrebbe uscire Beters, entrare Groaz, per consentire poi a Vitale di avere uno slot successivo per la possibilità di accedere, altrimenti con questa storia 2004 oggi potremmo anche incartarci un attimo ed evitare quindi che per fare un cambio dovremmo praticamente modificare un intero plotone di giocatori. E questo mi sembra veramente un paradosso per una corazzata come il Catania, non avere insomma dei 2004 pronti per poter subentrare a Vitale in questo momento. Simone Baldassar, classe 2004, è l'unico che in panchina il Catania, ad eccezione ovviamente di Alessandro Groaz, che è il portiere, evidentemente è in panchina ma non è in grado di poter dare quella gestione di una partita, tra l'altro come questa di oggi, particolarmente così borderline, molto chiusa, molto contenuta, rimessa con le mani della Cittanova, pallone all'interno della rigore. Attenzione perché rischiamo anche qualcosa sul controllo del destro a proseguire da parte di Aprile, pallone che comunque si è perso alto sull'incrocio dei pali a sinistra della porta di Klaus Beters. Mi sembra che non ci siano oggi probabilmente gli estremi per la migliore giornata di alcuni dei giocatori del reparto di centrocampo della Catania. Insomma, Lorenzini si fa vedere De Luca, cerniera di sinistra che è stata utilizzata pochissime volte, continua a correre ma senza forzare Vitale. Si fa vedere ancora una volta Lorenzini che avanza, palla al piede, il taglio sul versante di destra, ancora Sarao, non inquadra lo specchio della porta. Anche Forchignone non mi sembra al 100% della condizione, anche la sua corsa mi è parsa un po' più rallentata nelle ultime fasi di questo primo tempo, mentre state rivedendo il cross e la girata di testa di Sarao, ma siamo a distanza di 2 metri circa rispetto al palo di sinistra di Matteo Bruno, autore di un'ottima parata. Rizzo prova a trovare Forchignone, Lorenzini prova a mettere ordine, Castellini non rincorre il pallone fin tanto che non arrivi fuori. La partita nel frattempo è giunta al 58esimo minuto, quella fra il Locri e il Paternò. Il risultato è fermo sullo 0-0, ma 0-0 anche tra Catania e Cittanova Calcio. All'indietro Bruno, tra i migliori della sua squadra. Vitale, Francesco Lodi, Rizzo, Lodi, lotta fra numeri 10, Curcitti poi per un attimo alla meglio, poi ritorna Rizzo. Attenzione perché Rizzo ha già un cartellino sulle spalle, esce bene Rugnetta, l'apertura per Aprile, partita importante dei centrocampisti della formazione della Cittanova Calcio. Che giocata quella di Forchignone, destro-sinistra, questo è giallo tutta la vita. Difatti l'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Aprile, che ha giocato una buonissima partita finora. Sul tocco in velocità di Forchignone si è fatto ingolosire alla voglia di rincorrere l'autore del gesto atletico fino a commettere il fallo, e qua il giallo, guardate, lo è andato proprio a prendere. Poi si lamenta anche con i compagni di squadra, perché da lì ne poteva nascere una chiara azione da rete. Si fa vedere anche Forchignone
su quella girata, giallo tutta la vita. L'altro cartellino giallo che ha estratto il direttore di gara, lo ricordiamo, nei primi minuti di questa partita lo ha estratto all'indirizzo di Rizzo. Lodi sta per battere il calcio di punizione, chiama lo schema il Catania, si fa vedere De Luca, ancora Lodi contro Spiovente all'interno dell'area di rigore. Vitale, il controllo col sinistro, può battere Sarao, 2 lisciole e poi la girata, il gol del Catania, il gol del Catania che arriva con De Luca, ma c'è fuori gioco. Vediamolo un attimo, ci hanno fatto tirar fuori tanta di quella voglia esplosiva che invece ci dicono che c'è probabilmente una posizione di fuorigioco. Sarao liscio, e poi questo è il momento in cui dobbiamo vedere se De Luca era in posizione regolare, difensore che non tocca completamente il pallone, e vedremo da Marco Carli quello che succede. 5 minuti, mi confermi Marco? Sono 2 i minuti di recupero, Angelo. Fra parentesi ti dico anche che poco fa Ferraro ha detto alla panchina: guardate che Vitale non ce la fa più. Credo che si stia provando ad aspettare che finisca questo primo tempo. I minuti di recupero sono 2. Esatto, ce ne eravamo accorti che Vitale dall'inizio di questa partita forse era già sceso in campo sofferente, poi posizione comunque la riguardiamo un attimo. Questo è il momento in cui Sarao va praticamente a battere inesistente la posizione irregolare da parte di De Luca, perché non esiste. Dobbiamo guardare, grazie alla nostra regia, dobbiamo guardare il momento in cui parte il tiro, se ce la fate rivedere, anche perché l'azione nel frattempo transita all'altezza del cerchio di centrocampo con inesistente il fuorigioco che è stato fischiato alla Catania. 2 minuti di recupero per rivedere quello che è stato, partendo forse da quella che è stata l'azione più clamorosa, la topica più clamorosa del secondo assistente Rizzi di Barletta, del direttore di gara. Questo è il momento, blocchiamolo qua, questo è il momento in cui Sarao, torniamo un attimo prima, proprio nel momento in cui Sarao va praticamente a girare il pallone, questo è il momento in cui dobbiamo valutare la posizione regolare di De Luca, che praticamente non c'è, anche perché poi forse anche il pallone non solo non c'è, è inesistente, ma forse il pallone viene anche toccato dal difensore, quindi fuorigioco inesistente. È entrato Chiarella per Forchignone. Durante l'intervallo Vitale è rientrato in campo con una vistosa fasciatura al quadricipite sinistro, ha provato per svariati minuti, mentre si continuavano a riscaldare Groaz e Boccia. In questo momento si riscalda ancora Boccia insieme a Jefferson e Russotto. Vitale ha fatto cenno alla panchina e poi abbiamo chiesto anche noi proprio direttamente a lui. Per il momento ce la fa e dunque infatti è ancora in campo. Ingresso in campo quindi di Chiarella, mantenimento con Vitale nell'impianto di centrocampo del Catania. Chiarella mette un pallone all'interno dell'area rigore, Sarao di testa, non riesce a prolungare per l'arrivo di De Luca, l'intervento da parte dell'estremo difensore e della Cittanova Calcio, Bruno Matteo, che finora ha giocato comunque, dopo le disattenzioni iniziali, una buona partita. Lunghissimo lo spiovente dalle parti di Rapisarda, che aspetta che il pallone proceda fino a oltre la linea che demarca il bordo campo, rimessa con le mani proprio di Chiarella, l'indirizzo poi del compagno di squadra Michele Somma lì al cerchio di centrocampo. C'è un fallo su Sarao, l'arbitro lascia correre una partita che adesso ovviamente che paga il pregiudizio della disattenzione arbitrale di Loreto di Terni, con quella chiamata sbagliatissima sulla fuorigioco di De Luca. Sì, sicuramente lì è stata una topica svista da parte soprattutto del guardalinee,
ma diciamo che invece per quanto anche l'arbitro riguarda lì lo poteva vedere, ha seguito tutto l'andazzo dell'azione. Esatto, soprattutto in riferimento al cambio di Vitale è chiaro che non si può fare a cuor leggero, proprio perché per la mancanza in organico di 2004 che possano sostituire Vitale c'è solo Baldassar e probabilmente il tecnico Ferraro per far scaldare Croaz non si fida molto di Baldassar e deve rivoluzionare un po' l'assetto. Rizzo nel frattempo dritto per dritto per Sarao, che adesso riesce pure a girarsi tra due avversari, l'inserimento di De Luca, l'apertura sul settore di sinistra del campo per Castellini, che con un piattone indirizza però al primo palo. Troppo facile l'intervento da parte dell'estremo difensore della Cittanova Calcio, Bruno, che indossa il cappellino dal primo minuto di questa partita. Adesso spiove lungo la sfera dalle parti di Giannaula, chiuso il varco di passaggio. Rizzo perfeziona però affari spenti, con la possibilità adesso di giocarcela con Marco Chiarella. Non è stata una grandissima partita, un grandissimo primo tempo, neanche quello di Forchignone, diciamocelo chiaramente, giocatore che ha avuto un inizio esplosivo, poi ovviamente è stato preferito in questa partita dal primo minuto al posto di Chiarella, che rimane, per quanto mi riguarda, e al netto ovviamente della tenuta fisica, il migliore interprete della corsia offensiva della Catania. Gioca a destra, ma giocatore che comunque si adatta anche in altre posizioni del campo. Lorenzini in mezzo, poi l'intervento da parte della Cittanova con Rapisarda, che adesso aspetta che i compagni si riposizionino all'interno dell'area di rigore. Si era fatto vedere Boscaglia da quelle zone e adesso Rao, pallone giocato per l'altro ammonito di questa partita, che è Gabriele Aprile, palla che però si perde dopo il tocco di Ficarra, che adesso si defila. Lorenzini ancora per Rizzo. I minuti ne sono trascorsi 4 dall'inizio del secondo tempo, risultato di 0-0 con De Luca, Rapisarda. Adesso De Luca si è andato praticamente a cercare uno spazio più centrale, lotta Aprile tra due avversari, riesce ad avere la meglio, poi Rao di prima intenzione, insomma poi va a chiudere Rizzo e potrebbe starci anche un altro giallo all'indirizzo del centrocampista rossazzurro, e deve stare molto attento, sì, Rizzo, deve stare molto attento, non è nella sua migliore giornata e in questo momento non deve, lui deve, un giocatore di esperienza, deve pensare a non fare danni. Gli è arrivato praticamente da dietro Rao, ma Rizzo forse non si aspettava l'arrivo del numero 11, ha affondato comunque il tackle. Deve fare attenzione il Catania e soprattutto deve provvedere, secondo me, il tecnico rossazzurro a un cambio. Chissà se Marco Carli non ci dice qualcosa. Angelo, infatti entrerà Palermo, che è stato chiamato subito dopo il fallo di Rizzo. Insomma, Marco e subito Palermo pronto per rilevare il numero 18 rossazzurro, che esce visibilmente nervoso dal campo, e entra Palermo. Intanto ti volevo dire che ci sta tutto il cambio, che sì. Ha incominciato a riscaldarsi anche Baldassar, e poco fa Zeoli è andato proprio dal ragazzo arrivato dal Pordenone per parlare con lui, insomma entra anche lui nel gioco dei cambi eventualmente, ma intanto adesso Palermo al posto di Rizzo. Intanto mettiamo probabilmente, mentre guardate le nostre telecamere, come indugiano la tensione emotiva di Giuseppe Rizzo in una partita così importante. Riusciamo a capire comunque come per questa squadra la carica emotiva sia sempre praticamente ai massimi livelli, così come quella della concentrazione e dell'attenzione. All'indietro la giocata per somma Peters, quindi resterà sicuramente o quasi sicuramente Trelegni, se è vero che l'eventuale cambio tra Vitale potrebbe essere sostituito con Baldassare, che evidentemente ha dato segnali positivi. Pallone che spiove
all'interno dell'area di rigore. Ancora intervento di Matteo Bruno che va in anticipo su Sarao. È un partitone anche per il portiere del Cittanova. Sbavature iniziali, poi quando si galvanizzano un po' i portieri diventa tutto particolarmente difficile, soprattutto anche quando si ci mettono gli errori arbitrali e della terna arbitrale. 0-0 è il risultato e Marco Carli è pronto con la seconda delle sostituzioni del Catania. Allora Jefferson dovrebbe entrare, anzi entrerà, è già qui pronto per entrare al posto di Sarao. Nel frattempo Ferraro si sta confrontando con Zeoli per capire se ci deve essere anche un altro cambio, ma nel frattempo Jefferson è pronto. E attenzione, perché quando c'era un cambio pronto che riguardava proprio Sarao 7 giorni addietro ha realizzato un gol e adesso vedremo se la storia può anche ripetersi. Pronto Jefferson. Strano però, perché Sarao ha giocato finora comunque una delle sue migliori interpretazioni. Attenzione, perché c'è De Luca in possesso di palla, poi la girata con la possibilità per Palermo di incrociare con il destro il pallone che però gli schizza alto sul disegno rettangolare dei tre legni della porta di Bruno. Guardate il movimento con la destro e poi pallone che però gli rimane piantato, corpo che non si sbilancia in avanti, corpo all'indietro e palla fuori. Però la sostituzione per Sarao, che ne pensi? in questo momento sicuramente Sarao non l'avrei tolto, perché forse in una delle sue migliori giornate. Anche a me ha avuto così. Però Palermo sono sicuro che nelle sue accelerazioni entra subito in partita, quindi lo ritengo un cambio giustissimo quello di Palermo per Rizzo. Capisco il giocatore che si arrabbia durante la partita, ma un ragazzo intelligente come Rizzo capirà che era veramente a rischio espulsione e il Catania in questo momento non se lo può permettere. Semmai tardiva la sostituzione per Rizzo, perché aveva già rischiato qualcos'altro nell'arco dei minuti, oltretutto in una posizione strategica del campo, con un centrocampo dove probabilmente la superiorità numerica degli avversari aveva messo più volte alle corde quella della Catania. Palermo adesso sul fronte offensivo di destra, lo scarico con Rapisarda, rimessa con le mani, ci sono quasi 2 palloni in campo, ancora Palermo dopo l'1-2 con Rapisarda, raccatta palle velocissimi, si fa vedere anche Chiarella e adesso lì sulla versante di destra possiamo dettare legge, perché lo spioventa all'interno dell'area di rigore. Ancora una volta l'anticipo di Bruno, stava per arrivare De Luca alle sue spalle all'interno della riporta, chiamata giusta da parte del portiere della Cittanova e da portiere a portiere Peters Francesco Lodi, che adesso chiama lo schema ai compagni di squadra, stavolta vuole agevolare la corsia di sinistra con la possibilità di Castellini, poi Vitale, De Luca, ancora il numero 24 della Catania tra 2 avversari, ultimo tocco del numero 4 Boscaglia, si defila Vitale, ancora limite dell'area di rigore, Palermo la rimette alta campanile con la possibilità per Jefferson, lo scambio sul lato corto dell'area di rigore. Vitale, il movimento a nascondere il pallone al diretto antagonista, è uno dei duelli di questa partita, quello tra Boscaglia e Vitale. Lo vince comunque ancora una volta il giocatore in maglia rossa-azzurra. Palermo prova a metterlo al mezzo, gli bloccano le linee di passaggio, guadagna il calcio d'angolo. Applausi per il numero 23, è entrato subito bene in partita. Sì, Palermo può spaccare questa partita, deve spaccare la partita e sicuramente può essere l'arma in più in questo momento per il Catania, ne ha proprio bisogno delle dobbiamo sue spaccare la partita, dobbiamo trovare quel vantaggio che ci avvicinerebbe ancora di più alla possibilità di chiudere questo campionato per tempo diciamo pre-primaverile. In fondo potrebbe essere questo mese di marzo più significativo del Catania. Chiusura su Giannaula, bravissimo Lorenzini, anche Castellini a correggere di testa, inutili le proteste dell'attaccante della Cittanova. Adesso Vitale
Marco Cardic, un'altra sostituzione. È pronto Russotto. Attenzione perché il taglio si era fatto vedere ancora a Palermo sulle linee di passaggio. Palermo è una scheggia impazzita, gioca su tutte le traiettorie di campo, si muove a destra, si fa trovare al centro e qualche volta bazzica anche a sinistra. Marco. È pronto Russotto e sta entrando in campo Russotto al posto di De Luca. Catania che dunque nei primi 12 minuti di gioco ha fatto in questa ripresa ha fatto già 4 sostituzioni. De Luca che il suo gol l'aveva fatto oggi a tutti gli effetti, privato dalla decisione del direttore di gara e del signor Rizzi di Barletta, che ovviamente non brillerà particolarmente per misure e centimetri, ma lì si parlava addirittura di metri. Insomma, per Lorenzini, Lodi, Crucitti sulle linee di passaggio, primo pallone giocato da Andrea Russotto, subito il taglio da sinistra a destra per un altro bravissimo con i piedi che è Chiarella. Controllo con le mani, l'arbitro non se ne avvede. Con grande tenacia i giocatori della formazione della Cittanova Calcio. Pallone che spiove, Rigore. questo è il calcio di rigore tutta la vita, ma l'arbitro davvero è incredibile come non si accorga che su Russotto c'è stato un calcio di rigore immenso sullo spiovente di Chiarella. Lo andiamo a rivedere al 58esimo minuto. Per me rimane calcio di rigore, almeno la sensazione che abbiamo avuto in tempo reale. Cross di Chiarella e guardate, quella è una trattenuta da judo. Condomitti va praticamente a trattenere la maglia, ma con tutte e due le braccia. Decisione ancora di Marco Di Loreto, che le sta praticamente sbagliando tutte nella partita di oggi. Possiamo riguardare questa azione, ma c'è poco da dire, perché al minuto 57esimo il rigore non concesso per l'atterramento di De Luca, per l'atterramento di Russotto all'interno dell'area di rigore, con Condomitti che si disinteressa del pallone, va direttamente sulla maglia dell'avversario a due mani e lo trascina per terra. L'arbitro non si accorge assolutamente di niente, lascia correre anche in questa circostanza. Ovviamente da rivedere tutta quanta la direzione di Marco Di Loreto della sezione di Terni. Una volta fu inseguito da un giocatore nel corso di una partita ripetutamente, il giocatore poi scontò una lunghissima squalifica, ma evidentemente al di là, al netto del comportamento antisportivo dell'atleta, rimangono decisioni arbitrali che lasciano perplessi come questi di tutta evidenza. Buono l'ingresso in campo pure di Marco Chiarella, giocatore che ha uno spessore e anche una fisicità completamente diversa rispetto a quella di Forchignone. Per quanto mi riguarda anche un passo sicuramente e una tecnica sicuramente migliore, e mi pare che il Catania lo possa sicuramente annoverare tra quelli che potrebbero essere i giocatori della Catania del futuro. Sicuramente Chiarella ha caratteristiche opposte rispetto a Forchignone, ma è proprio più un esterno destro di ruolo, diciamo un po' per fare qualche paragone, un po' come Donadoni, ecco, giocatore di grande fantasia, anche bravissimo nell'uno contro uno. Forchignone invece ha questa grande forza fisica che però non è accompagnata da piedi delicati, ecco. Rapisarda ha provato a mettere in movimento proprio Chiarella, ma palla che non è giunta, beneficio del compagno di squadra. Lodi adesso con calma, per Lorenzini bisogna ragionare. Castellini, Russotto va a prendersi il pallone quasi al ridosso della linea di centrocampo prima di mettere la freccia sulla versante di sinistra. Buona finora la partita di Boscaglia, che ha arginato tutto quello che poteva fare questo giocatore, che rimane ovviamente
uno dei migliori del reparto della Cittanova Calcio. Ce ne eravamo accorti anche in altre circostanze. Adesso si prendono delle pause quelle del Cittanova, sanno che il Paternò sta vincendo per 1-0 e proprio Matteo Boscaglia si prende un attimo di tregua. Prima Condomitti era rimasto dolorante per i crampi e adesso arriva Boscaglia, capitano di questa squadra. Giovanni Condomitti, i suoi precedenti con il Locri e con la Palmense, poi arrivato qui e subito giunto con la fascia da capitano. Marco Cardi va a bordo campo, ma che succede? Sì, perché si discutono fra Ferraro e Fanello, e il mister del Catania ha detto a Fanello: se perdete tempo noi poi il pallone non ve lo restituiamo più, gliel'ha detto proprio poco fa, insomma, sulla rimessa laterale. L'ha proprio andata a chiamare perché Fanello in quel momento era vicino alla panchina della sua squadra, ovviamente. Allora Ferraro è andato a chiamarlo e gli ha detto: stai attento che se perdete ancora tempo non vi restituiamo più il pallone. Succedono queste cose in tutti i campionati, poi ovviamente più in basso vai più è probabile che queste cose succedano. Russotto è entrato bene in partita anche lui tra due avversari. Chiarella poi per Rapisarda non affonda, preferisce servire Francesco Lodi. Rapisarda vanno a chiudere immediatamente, comunque tenuta atletica dei giocatori che difendono sempre particolarmente alta. I cambi del Catania, mette Lodi un pallone con una giocata di quelle incredibili, gli riesce a 3/4, poi l'ultimo quarto no, e l'arbitro ferma il gioco per comandare un calcio di punizione. Rapisarda ha commesso il fallo, non ci sono sanzioni disciplinari, però per il terzino destro della formazione rosazzurra si è rialzato nel frattempo Francesco Rugnetta, non ci sono stati danni per lui. E lasciami consentire, Angelo, guardate questa è una giocata da Serie A. Questa che giocata di Lodi, no, gli fa il sombrero, poi sull'appoggio facile fa anche la foca per un attimo Francesco Lodi. Peccato che quel pallone non sia transitato tra le gambe degli avversari, mentre Somma ha qualcosa da dire al direttore di gara. Si è infortunato Gennaula, che nel frattempo però si è rialzato, e vedremo quello che andrà a capitare adesso ad una partita che si è innervosita soprattutto dopo le ultime vicende. Mentre la partita a Paternò, anzi a Locri, è finita, il risultato mi dicono è confermato. Il Paternò è andato a vincere a Locri, come si dice in questi casi, Corsaro, per 1-0. Dovrebbe essere questo il risultato finale della partita. E adesso che il pubblico di Catania ascolta questo risultato, perché ancora non è stato ufficialmente diramato, ma adesso che sa, dobbiamo spingere questa squadra ad accorciare i tempi per quella che potrebbe essere davvero una festa che potrebbe già svolgersi fra 7 giorni. Francesco Lodi, buono per il Paternò avere vinto, si è tolto dai bassissimi fondi. Giovanni Campanella è uno di quelli, arbitro poi nel frattempo gliene sta facendo una più di Bertoldo. C'è il calcio d'angolo, però ritorniamo con Francesco Lodi pronto dalla bandierina a battere il calcio d'angolo, pallone che spiove, l'uscita di Matteo Bruno che interviene tra i legni. Il Catania non deve fare l'errore di pensare all'arbitro o di pensare a litigare con gli avversari, a innervosirsi. Il Catania deve pensare ad alzare i ritmi, a far girare più velocemente la palla e a creare una pressione costante per la difesa della Cittanovese, che in questo momento si sta difendendo con ordine. Si è spostato a sinistra, nel frattempo Chiarella iniziato a destra, hanno invertito i due esterni. Russotto è andato a collocarsi sul fronte di destra, Chiarella è andato a muoversi invece sul corridoio di sinistra.
giochiamo con un centrocampo un po' acciaccato, perché ricordiamolo, Vitale ha avuto dei risentimenti muscolari sulla finale di primo tempo, e adesso Chiarella, il movimento a piedi invertito con il destro a cercare Russotto, l'aggancio all'interno della rigore di Andrea Russotto, prova la girata Russotto, palla che però va fuori da ogni traiettoria importante per i compagni di squadra, direttamente fuori. Marco Carli. Allora ti dico che c'è un cambio, Angelo, nel Cittanova entra con il numero 16 Pavia e esce Rugnetta con il 7, ma soprattutto ti dico che nel Catania, per provare a vincere, dunque come dicevi tu, avvicinare la festa visto l'1-0 del Paternò all'Ocri, è pronto Giovinco e dovrebbe entrare al posto di Somma. Stanno aspettando ancora un po', ma dovrebbe essere questo il cambio per provare a portare a casa questo successo. Intanto mettono un difensore centrale e quindi vanno a chiudere, perché Pavia rimane ovviamente un giocatore che proviene dalle giovanili della Regina, ma è un difensore centrale. Probabilmente vanno a ricollocare nuovamente Condomitti sull'asse di centrocampo. Andremo a capire cosa succederà, a meno che a questo punto non si voglia difendere a 5 il Cittanova, e vedremo che cosa capiterà. Ma intanto proprio Pavia, dato a collocarsi inizialmente nella linea dei difendenti, Francesco Lodi, Vitale, sale praticamente il coro dei tifosi della Catania. Russotto inedita la sua posizione di centrale, attenzione perché intervento in recupero incredibile da parte di Chiarella, poi quello di Rapisarda, l'arbitro fischia, ferma il gioco, comanda il calcio di punizione per a favore della Cittanova. Si fanno sentire i tifosi del Catania. Adesso cerchiamo di capire quale sarà la sostituzione. Esce Somma ed entra Giuseppe Giovinco. Rimoduliamo quindi il Catania e cerchiamo di capire quello che andrà a capitare, perché Russotto va a collocarsi nella fascia praticamente più bassa della linea, quasi dei difendenti della Catania. Francesco Lodi diventa il giocatore che chiude le interlinee fra centrocampo e linea difensiva. Rapisarda si muoverà come al solito a destra, Castellini diventa l'altro centrale della linea difensiva del Catania insieme a Lorenzini. I due centrali sono Lorenzini e Castellini, Russotto nell'inedito ruolo quasi di terzino difendente con Rapisarda, Lodi metronomo del centrocampo insieme a Vitale, e poi una batteria di trequartisti con Palermo, che adesso viene trovato mentre intercetta il pallone secondo il direttore di gara con un braccio, e comanda quindi un calcio di punizione a favore della Cittanova. Sul punto di battuta c'è Crucitti e Marco Carli, che reputo che non possa che disegnare come noi il Catania. Ma intanto ti dico che è stato un altro cambio nel Cittanova, con Lo Sasso che è entrato al posto di Rao. Tu giustamente eri impegnato a disegnare il Catania, come giustamente hai fatto. A te. Battuto il calcio di punizione, si alza più in alto di tutti Lorenzini, lo batte come al solito vice capitano Crucitti. Può uscire il Catania, adesso Jefferson, che da quando è entrato in campo non ha avuto probabilmente la possibilità di andare a cercare quello che è il suo gioco preferito. Su di lui fallo ripetuto da parte di Giannaula, l'arbitro se ne avvede, comanda il calcio di punizione a favore per Catania. Castellini in posizione di centrale con Giovinco che parte tra le linee e adesso prova a mettere nella velocità Vitale sul settore di sinistra del campo. L'1-2 all'interno dell'area di rigore, Giovinco non trova il presidio dei compagni di squadra. Lodi
era troppo arretrato tra due avversari. Crucitti se la cava come meglio non può, servizio poi a cercare la prosecuzione per il vice capitano della Cittanova, intervento da parte di Palermo, rimessa con le mani a favore della Cittanova Calcio. Sì, la Cittadinanza non ha cambiato il proprio assetto. Pavia è andato a fare l'esterno alto a destra, mentre il Catania ha un assetto iperoffensivo con Russotto, come hai detto bene tu, sulla linea dei difensori, e con Giovinco che ha preso il suo posto, quindi atteggiamento ultra offensivo da parte del Catania. Russotto, lo stop di petto del numero 7 della formazione rossazzurra. Vitale prova a sganciarsi lungo la corsia di sinistra, poi ritorna nuovamente verso l'interno Lorenzini. Castellini è diventato l'altro centrale del Catania. Francesco Lodi, Chiarella che è tornato nuovamente a destra. Chiavarella avanza, palla al piede, converge all'interno dell'area di rigore. Chiarella, non c'è fallo, dice il direttore di gara, che comanda, però ferma il gioco e comanda il calcio di punizione, assegnandolo invece. Questo è il momento in cui Chiarella prova l'incursione e sì, Ci poteva stare anche un fallo e un calcio di punizione dal limite. L'arbitro però ormai non ne indirizza una verso il Catania. A volte si diventa protagonisti di una partita anche non concedendo. C'è un'altra sostituzione. Il cambio fra due attaccanti, entra Palma con il numero 17 ed esce Giannaula. Era questa la formazione che probabilmente dal primo minuto, l'inserimento di Palma sin dal primo minuto, ci aspettavamo. Invece ci siamo arrivati soltanto al minuto 73esimo. C'è ancora tempo e ci vuole ancora un pizzico di pazienza per scardinare la cassaforte della cittanovese. Regge ancora il record di Angelo Busetta, ma dobbiamo accelerare ovviamente quelle che sono le operazioni di promozione matematica, soprattutto dopo che il Paternò ha fatto un miracolo all'Ocri, a se stesso ovviamente, e in un certo qual senso ha regalato al Catania la possibilità di anticipare. Attenzione, perché Castellini sbaglia incredibilmente il passaggio tra due avversari, rimedia Lorenzini. Crucitti non gli è parso vero di ricevere il pallone. Vitale, Giovinco, Chiarella, largo a destra Chiarella, il pallone che spiova all'interno della rigore, la girata di testa da parte di Jefferson, la palla che però transita davvero distantissima dalla traversa. Guardate il movimento di Chiarella che ruba sempre un tempo agli avversari, anche nel momento in cui riesce a calciare in velocità non lo prendi, proprio perché ti anticipa sempre. Chiarella sicuramente sta facendo il suo e mettendo tanti palloni in mezzo. Il problema in questo momento del Catania è che non riesce a coprire bene l'area con tanti uomini, eppure ne hanno tanti là davanti. Castellini, Chiarella, Francesco Lodi, Chiarella ancora, avanza Chiarella, lo tengono sempre a distanza, due su di lui, subito lo spiovente per la possibilità di Palermo, non lo accompagna. Russotto con lo stop di petto, pallone che numero 7 del Catania non riesce a fermare così come avrebbe voluto. Nella traiettoria si era fermato Jefferson, c'era anche Vitale. Peccato, perché questo è un fondamentale che Russotto conosce benissimo. Lodi, pallone che gli rimbalza sulla mano e l'arbitro subito ferma il gioco per comandare il calcio di punizione. Lodi non è d'accordo perché rimpallo del tutto involontario, il braccio vicino al corpo, ma ormai sappiamo, calcio di punizione. Lo batte Gabriele Aprile, lo spazio per Figini e poi all'interno dell'area di rigore pericolo, intervento di Peters, portatore di palla entrato da pochissimo in campo, ricordiamolo. Mattia Palma si era fatto vivo tra le linee difensive avversarie. Si difende bene il Cittanova, che anche senza andare per il sottile mette il pallone fuori
rimessa con le mani. Adesso Palermo, il controllo, il contrasto, vince tutto, mette il pallone all'interno dell'area di porta, supera il portiere ma forse supera anche la linea di fondo, così dice il signor Spagnolo di Lecce, che alza la bandierina e dice che sulla traiettoria, prima che rientrasse all'interno del rettangolo più corto dell'area di rigore, il pallone è andato fuori. Altra sostituzione, Marco. Abbandona il campo anche Crucitti ed entra al suo posto con il numero 20 Gaudio per il Cittanova. Una spina nel fianco, Crucitti oggi ha giocato una partita importante, giocatore ovviamente di grande esperienza tra le fila del Cittanova, palcoscenico importante quello di Catania e tutti ci tengono a far bella figura. Sicuramente è il giocatore tra i più esperti del Cittanova, ma Gaudio, che è subentrato, è uno dei giocatori più talentuosi che hanno loro in rosa ed è stato poco sfruttato dal tecnico Fanelli. Jefferson all'interno dell'area di rigore, la grande respinta, poi sul tiro da parte di Bruno. Diventiamo pericolosi al minuto 77esimo con Jefferson, sale ovviamente in cattedra con il completino verde acido, l'estremo difensore della Cittanova Calcio, ma i tempi possono essere maturi. Francesco Lodi dalla bandierina, il pallone che spiove ancora una volta. Matteo Bruno, c'è fallo sul portiere, dice il direttore di gara, forse questa volta ci azzecca. Arriva pure Aprile a parlare con il signor Marco Di Loreto di Terni. Rivediamo per un attimo, guardate la girata, la giocata di Jefferson, il controllo con il destro e poi pallone che viene comunque sfiorato da parte di Matteo Bruno. Pericolo e mancano praticamente 11 minuti abbondanti al 90esimo, salvo il recupero. Ricordiamo che ci saranno almeno 5 minuti di recupero, se 2 sono stati concessi nei primi 45 minuti. Adesso con tutta la girandola di sostituzioni, Jefferson, il controllo con il braccio, dice l'arbitro, si era un po' allargato, lui è sudamericano ovviamente, alla brasiliana arriva, guardate il controllo e poteva starci in questo caso, ma c'è poco da dire. Arriva trappetto e bicipite, mentre Francesco Lodi mette ordine per Castellini e Lorenzini. Andrea Russotto, peccato per quello stop di petto che non gli ha funzionato. Si ritorna dal capitano della Catania, si fa vedere pure Giovinco, ancora gioco fermo, ancora calcio di punizione, ancora Catania e cartellino giallo per Andrea Russotto, che aveva protestato sulla decisione del direttore di gara. Adesso un po' si spazzittisce il pubblico di Catania per questo atteggiamento e soprattutto per queste disattenzioni. Esce, non chiama il pallone, attenzione Peters, quasi un pasticcio con Lorenzini, poi arriva lo Sasso lungo la linea del fondo, intervento che non trova Mattia Palma pronto. Questo è il momento in cui Vitale commette, forse si appoggia sull'avversario, l'arbitro dice ma è fallo normale, ma cosa fischi, dice Francesco Lodi, poi Russotto protesta scuotendo il pallone, cartellino giallo per lui. Castellini, Lorenzini, si fa vedere Francesco Lodi, adesso tutta avanti il Catania. Rapisarda, Chiarella si fa vedere largo a destra, poi converge con il sinistro, prova a metterla al centro, movimento a chiudere di Gaudio e poi a ripartire con Aprile. Chiude ancora una volta Chiarella, l'arbitro separa i due avversari, poi Francesco Lodi va proprio da Aprile
ne vuole Conte ragione, abbraccia il direttore di gara. Vedremo quello che sta per succedere, perché qui si perdono un po' le misure e le distanze. Il Catania non deve accettare questo clima da corrida che sta creando il Cittanova. Il Catania deve pazientare, tanto in 10-15 minuti che ci sono ancora, che restano, arriverà la palla giusta per metterla dentro, quindi con calma, con pazienza, con qualità deve cercare di trovare l'attimo giusto e lo spazio giusto. Questo è il momento dell'intervento di Chiarella, questo è il momento in cui Aprile si rialza, guardate, va da Chiarella e poi i due hanno uno scontro, l'arbitro li allontana. C'era nulla di così grave e serio e dobbiamo proprio evitare di cadere nel rischio di esacerbare gli animi. Francesco Lodi per Castellini, Jefferson, Vitale, Palermo, Chiarella lo supera il numero 23 della Catania, che stavolta si invola lui, la girata di prima intenzione con Giovinco, pallone che è stato deviato, c'è il calcio d'angolo, buona la girata al volo di Giuseppe Giovinco, ha aspettato questo momento e adesso sale il tifo della Catania, il tifo dei catanesi, esplode lo stadio Angelo Massimino. Francesco Lodi batte il calcio d'angolo all'interno dell'area di rigore, riescono a liberare in 11 i giocatori della Cittanova, coast to coast, la sfera che arriva a Klaus Peters, sono in due i giocatori della Catania all'interno della propria metà campo, l'altro è Francesco Lodi che raccoglie proprio adesso il pallone, si fa vedere anche più davanti Lorenzini. Preferiamo il servizio a Vitale, il controllo con l'esterno, la giocata ancora una volta il numero 24 del Catania, lo scambio con Russotto che è più fresco, può mettere il pallone in mezzo all'area di rigore, la chiusura e la copertura ancora una volta impeccabile da parte di Gabriele Aprile. Giocata per lui oggi è giornata da incorniciare sul piano della abnegazione tattica. Rimessa con le mani per Andrea Russotto, 83 minuti e 50 secondi all'interno dell'area di rigore. Jefferson preferisce scaricare su Lorenzini, lo scambio con Lodi, il controllo con il sinistro, potrebbe appoggiarla e Jefferson di testa arriva con una palla telefonata centrale, lì la doveva indirizzare meglio. Ecco quello che aspettavamo, una manovra più articolata, più paziente e con qualità, e Lodi ha fatto proprio questo, ha messo una palla al bacio, Jefferson non ne ha saputo approfittare. Occhio però adesso. Sull'altro fronte si lotta, arriva Lorenzini, mette un punto esclamativo sulla linea difensiva, si va a vedere che Palermo, adesso sono saltati gli schemi, il Catania può andare avanti, palla al piede, si fa vedere Giovinco, viene trattenuto al limite dell'area di rigore, ma interviene ancora una volta il Catania che può rigirare la palla che incredibilmente non arriva, non vuole entrare nella sette di sinistra. La girata di Jefferson, la giocata, il traversone e lo spiovente dritto per dritto, guardate Russotto e Jefferson nell'uscita di Bruno che era stato saltato. Quando non entra non entra, Sì, però ci sono adesso le condizioni per poterla mettere dentro. Negli ultimi minuti la manovra del Catania è stata più fluida, più di qualità e ci sono state due palle gol importantissime, però attenzione a scoprirsi, e la mancanza adesso qui di Russotto sulla faccia sinistra si sta facendo sentire. Lorenzini va sulla copertura per Appavia, attenzione perché c'è la girata che arriva pericolosa di Gaudio che mette la palla fuori. Gaudio è stato artefice di questa azione da rete, mancano 5 minuti, la partita si è infiammata, il Catania vuole chiudere questo campionato in fretta senza patemi e dovremmo poi rivedere un po' il pallottoliere, ma prima vediamo Giovinco nello stretto tra due avversari, Franco Figini, bella figura per lui, Russotto, bravo poi Russotto. Ancora sullo stretto Francesco Lodi, deve aspettare qualche istante per evitare che qualcuno dei suoi compagni di squadra sia in posizione irregolare. Castellini per Rapisarda ha una traiettoria buona per lui, vanno in anticipo
e a chiudere ancora una volta su Palermo. Autore del tocco di testa si lamenta per un attimo Chiarella perché era sulla traiettoria dello stesso pallone. Con calma Matteo Bruno, graziato nella circostanza precedente, se la prende comoda. Il Cittanova sta praticamente erigendo un muro e adesso ancora tempo che scorre inutilmente. Dalla panchina ovviamente la tensione di Giovanni Ferraro, che Marco Carli ci racconta con Ferraro che guarda il cronometro. La tensione di Giovanni Ferraro di sicuro adesso l'ha guardato proprio in questo momento per capire che mancano 3 minuti alla fine della partita, ma quello che ti volevo raccontare è l'attesa che si respira proprio qui in panchina. Sono tutti in piedi i giocatori del Catania, ma non solo, anche lo staff tecnico, i medici, e seguono ogni azione con gran voglia di vedere la palla finire nel sacco e vincere, dunque vincere questa partita. Sarao, li vedete adesso in piedi, li abbiamo visti poco fa, Sarao, De Luca, Rizzo, insomma sono tutti in attesa dell'ipotetico gol. Andrea Russotto, e anche noi abbiamo praticamente 2 minuti più il recupero prima di vedere l'esito finale di questa partita. Rapisarda la rimette nuovamente al centro di testa, che parata pazzesca quella di Matteo Bruno sul colpo di testa di Vitale. Ma oggi che gli hanno dato a Bruno, guardate, Rapisarda, arriva Vitale di testa, ci arriva col ginocchio Bruno. Quando il pallone non deve entrare nel calcio è incredibile, è così. Ma stiamo collezionando azioni da gol a sventagliata. Benissimo l'ingresso di Palermo, benissimo l'ingresso di Chiarella, adesso benissimo Russotto. Adesso ci si aspetta una giocata di qualità di Giovinco, è lui che in questo momento deve essere quello che può dare qualcosa in più al Catania per sguardare questa partita. E guarda giù, all'altezza della panchina del Catania, come diceva Marco Carli, sono tutti quanti all'impiedi i protagonisti di questa partita, quelli che sono stati richiamati. Rapisarda perfeziona comunque Castellini, che evita che il pallone vada via. Chiarella, il controllo con il destro, poi col sinistro, la sfera che viene persa fuori, raccattapalle velocissimi per Rapisarda, poi per Palermo, c'è fallo sul giocatore della formazione rossazzurra. L'arbitro finalmente si decide a comandare il calcio di punizione, anzi no, dice che è semplice rimessa con le mani, ma è incredibile come comunque anche la chiamata del guardaline sia stata davvero una chiamata del signor Gianmarco Spagnolo di Lecce assolutamente asincrona rispetto a quello che sono state le azioni che abbiamo visto sviluppate in campo. Rapisarda, ancora una volta Palermo, poi Chiarella sullo stretto, preferisce soltanto addomesticare il pallone, aspettare che esca fuori, la rimessa con le mani, ancora una volta Rapisarda che può salire agli annali della cronaca di questa partita. Chiarella, e poi di prima intenzione arriva Giovinco, il pallone quando non vuole entrare le prende tutte le traiettorie, stavolta prende la via del largo, 2 tiri di prima intenzione. Guardate la giocata di Chiarella e poi al volo Giovinco che vuole fare praticamente il gol che fa precipitare lo stadio Massimino. Sono 6 minuti di recupero quelli che sono stati concessi, giusto Marco? Esatto Angelo, 6 minuti di recupero. Infatti qui anche Marco Biaggianti ha detto ai giocatori ancora c'è tempo, tentiamo di andare a fare questo gol. L'uscita incredibile di Bruno Matteo che esce con i piedi fuori dall'area di rigore, può tentare la giocata ancora una volta ad effetto Giovinco, ma trova il portiere fuori dai pali, ma non trova la misura dei legni della porta. Sfera che si perde comunque abbondantemente fuori direttamente nei pannelli pubblicitari. Se la prende comoda Bruno, oggi per lui giornata da incorniciare. Bolognino sta per entrare in campo. Che succede, Carlo? Marco? Sì, che c'è l'ultimo cambio anche per il Cittanova, è entrato con
il numero 14 bolognino, è uscito Ficara con il numero 3, e il quinto cambio anche per il Cittanova, ovviamente con Ferraro che sta discutendo con l'arbitro perché chiaramente vogliono aumentato il recupero. Difensore per difensore si è andato proprio a collocare sulla corsia difensiva esterna di sinistra, dove sono giunti i maggiori pericoli dall'inserimento in campo di Chiarella. Lotta Castellini, anche Vitale a denti stretti con la fasciatura alla coscia. Lorenzini, Russotto che si è calato nella veste di terzino di fascia sinistra, fa una giocata importante per Giovinco, la mette al centro per Vitale, lo stop di petto, la chiusura ancora una volta di Boscaglia che sta facendo una partita anche lui quasi storica, quasi epica. Contro il Catania le fanno tutte così, però oggi questo assembramento sta praticamente conducendo la partita sul risultato di 0-0 quando sono trascorsi 2 minuti e mezzo, ne rimangono 3 e mezzo ancora da giocare. Se la prendono comoda i giocatori della Cittanova, rimessa con le mani per la possibilità della Catania di andare invece a cercare la profondità prima che l'arbitro fermi il gioco per questa posizione comunque abbondantemente irregolare di Gaudio. Chiamata saggia, ma di tutta evidenza avremmo voluto che il secondo assistente Rizzi evitasse la chiamata su un fuorigioco inesistente a tempo scaduto, che oggi rappresenta ovviamente il discrimine, il punto di discrimine in questa partita. Altre volte abbiamo soprasseduto sugli errori dell'arbitro, stavolta probabilmente ci torneremo ancora. Francesco Lodi tra due avversari, perde il pallone, stremato numero 10 del Catania, ancora comunque pronto Boscaglia, apertura sul fronte di destra per Gaudio, avanza palla al piede, il numero 20 salta tra due avversari, salta il primo, poi commette fallo su Rapisarda, voleva la chiamata ad allargare, Boscaglia si è indispettito sul pallone, adesso dicono tutti di andare avanti. Castellini, Jefferson di testa, la possibilità per Palermo di dare profondità alla manovra della Catania, palla fuori con Chiarella tra due avversari, si fa vedere ancora il numero 23 del Catania. Aprile mette un punto esclamativo da una parte all'altra del campo, la gioca Beters con i piedi, si fa vedere Vitale e ancora possibilità per il Catania. 1 minuto e 40 secondi prima che scadono i 6 e poi di testa c'era Chiarella sull'altro palo, Palermo la sciupa così, la mette alta sulla traversa, bastava prolungarla leggermente a destra e avrebbe trovato sull'apertura fantastica di Russotto. Guardate, Chiarella tutto solo, posizione regolare, lo teneva in gioco Boscaglia. Voglia di chiudere questa partita, voglia di chiudere con questa vittoria, voglia di portare a 11 le vittorie consecutive e di non fermare la striscia di solo vittorie casalinghe dello stadio Angelo Massimino nei confronti del Catania. Adesso Palermo, poi prima che giunga Chiarella lo stop di petto da parte di Palma, attenzione tra due avversari, sporca il pallone, lo gioca Beters con i piedi, Francesco Lodi, posizione diciamo da libero all'antica, movimento di Lodi che ha corso tantissimo in questa gara, in questo match. Rapisarda anche lui ha praticamente la girata in riserva, colpo di palla e colpo di rigore. Questo è rigore tutta la vita, questo è calcio di rigore per tutta la vita e siamo giunti al minuto quinto di questo 6 minuti di recupero e c'è un calcio di rigore, serviva una palla in the box, palla in the box e arriva finalmente la chiamata del direttore di gara. Guardate la giocata di Rapisarda, il pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, l'uscita e qua c'è una manata che è tutta la vita, è Figini che commette
la deviazione con il pugno che praticamente lascia in 10 la squadra, ma soprattutto dà in zona Cesarini la possibilità di vederci anche un calcio di rigore. Il calcio è uno sport incredibile, il calcio è una di quelle cose che ci fa diventare matti, ma soprattutto il calcio a Catania è un'emozione assolutamente unica. Figini, ci sta tutto, il calcio di rigore, e adesso ragazzi per favore stiamo in silenzio. I 16.000 spettatori dello stadio Angelo Massimino sono pronti a vedere Francesco Lodi calciare un calcio di rigore, ma come se fosse una finale di Champions League. Non lo è, vogliamo vincerla questa partita contro il Cittanova Calcio. Il tempo è scaduto, c'è soltanto il tempo di un tiro dagli 11 metri. Lo può battere e lo batte Francesco Lodi, la rincorsa, il tiro, il gol del Catania, il gol di Ciccio Lodi, il gol che fa esplodere il Massimino, il gol che porta tutta la panchina del Catania sotto la curva sud. Non si segnava e oggi si segna e si vince contro una Cittanova che ha eretto un muro incredibile. Giochiamoci questo sventolio di bandiere, godiamoci questo momento incredibile. Il calcio anche a zona Cesarini, anche in zona Cesarini L'avevamo detto, detto. Di stare pazienti, di trovare le giocate di qualità e negli ultimi minuti di mettere sta palla dentro.